Era nata con una malattia rara e seguita dai medici dell'ospedale di Padova, ma era la gioia di mamma Haila e papà Amjad, la piccola Elena. Stava bene quando il 2 maggio era partita con la mamma per una breve vacanza in Giordania, dove era volata per salutare un'amica. Di origine siriana, la famiglia vive a Vigonza, dove è molto conosciuta e ben voluta. Uno shock per tutta la comunità sapere che Elena si era sentita male e che quella che all'inizio sembrava una banale malattia di stagione si era aggravata tanto da portare la bambina ad avere un primo arresto cardiaco. Dopo qualche giorno di lotta, ricoverata in un ospedale siriano, la piccola Elena si è spenta, lasciando nel dolore i genitori che adesso stanno cercando il modo per riportarla al più presto in Italia. Al fianco della coppia da subito il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, che ha interessato il consolato italiano in Giordania ed è in costante contatto con il papà volato a Dammam per raggiungere la moglie e la figlia. Notizia di queste ore: il rimpatrio della salma della piccola Elena dovrebbe avvenire il lunedì prossimo. Il suo corpo riposerà poi nel cimitero di Padova.